Amici bellini, è stato bello. Noi ci salutiamo perché la sosta delle nazionali, io ho cercato di rigettare questo pensiero per tutto il tempo possibile, ma quando arrivano le convocazioni la cosa si fa reale, quindi noi ci prepariamo, però abbiamo una partita importante col Venezia. Cominciamola. Allora, bentornati, grazie a tutti, benvenuto Ferdinando Amendola, grazie a tutti i nuovi iscritti, grazie a chi ha visto il video di ieri, in serale, ovviamente quando esce una notizia di mercato. Viene cliccatissima. È una notizia che sembra abbastanza confermata un po' da tutti. Voi lasciate un like per far passare poi questa settimana e mezzo tremenda che sarà impossibile. Perché? Perché si parlerà di una serie di cose campate in aria, si potrà parlare probabilmente di mercato, noi cercheremo di rimanere in contatto con notizie vere o presunte e c'è una novità, che è stato riconvocato Politano. Noi adesso ci facciamo la simulazione perché domani c'è la conferenza di Conte, quindi vi iscrivete al canale, siete pronti, dobbiamo goderci questi momenti di Napoli il più possibile perché poi si parlerà di nazionali, ce li guarderemo i nostri. Ovviamente teniamo presente questo, leggevo, mi pare questo fosse Spazio Napoli. Spalletti potrebbe portare Meret, Buongiorno, Di Lorenzo e Raspadori. In realtà già sappiamo di sicuro che è uscito anche Politano, ce l'ho qua, dove sta? Ci spostiamo e questi sono i convocati della nazionale. Donnarumma, Meret, Vicario, i difensori Bastoni, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Comuzzo, Di Lorenzo, Gatti, Ruggeri, novità, e Udogie. Di Marco manca perché è infortunato. A centrocampo Barella, Casadei, Frattesi, Ricci, Rovella, Tonali. In attacco Kean, Lucca, Maldini, Politano, Raspadori, Reteghi, Zaccagni. Quindi sembra quasi, possiamo anche pensare che convocando sia Politano che Zaccagni è uno Spalletti che tiene aperta la possibilità di giocare anche con un altro modo. Che le ultime uscite, insomma, 3-5-1-1, molto mobile ovviamente, però senza esterni di ruolo. La presenza di Zaccagni che sta in grande forma, la presenza di Politano dall'altra parte ti potrebbe portare anche a giocare con 3 attaccanti, una punta centrale e 2 esterni. Vediamo, perché può essere che tu dici Cambiaso forse non sta nel suo periodo migliore, non c'ho Di Marco e allora forse non mi conviene con il materiale a disposizione puntare su un ruolo, su un modulo che punta parecchio sulle fasce e quindi si potrebbe tornare a una difesa a 4 un po' più normale, insomma, vediamo. Ce le guarderemo queste cose. Ovviamente teniamo presente gli altri che potrebbero partire e qua si fanno un po' di nomi. Oltre al sopracitato Anghissà, ne abbiamo parlato, occhi aperti per Lobotka, McTominay e Gilmour, quindi si portano via tutto il centrocampo. Olivera con l'Uruguay, sempre queste grandi trasferte impossibili. Rachmani con il Kosovo e Lukaku con il Belgio. Con lui forse anche Ngonghe, così come Okafor con la Svizzera. Anche Billing potrebbe tornare a giocare con la Danimarca dopo 2 anni. E questo è quanto si sta parlando di Beukema. E mai si lamentava Maradona, non l'ho mai sentito lamentarsi, perché quando tu picchi uno che si lamenta ti dà goduria, goduria, no? Se tu picchi uno che non si lamenta, che sembra e che cazzo. Tra un poco vanno in gara, vanno in campo Genoa e Lecce per quelli che amano il fantacalcio e veramente non c'è, vorrei dirvi tante altre cose ma non ce ne sono, non me la sento, ecco, il like lo vorrei perché non scrivo Beukema al Napoli, un like di pietà, perché potrei fare molte più visualizzazioni scrivendo Beukema al Napoli, ma se vi dico quella di Marianucci è una cosa veramente plausibile, Beukema per ora è una voce e il prezzo è molto più alto e si deve ragionare assai, perché Beukema come Solette possono mai andare nel titolo? Mi perdonereste se li mettessi nel titolo? Faccio l'esperimento e li metto nel titolo alla fine. Non lo so cosa faccio, so che dobbiamo giocare sta partita, quindi se non volete ci possiamo salutare anche qua, lasciate il like e ci vediamo domani. Però per quelli che amano, perché ci sono quelli che amano e si sa che io quando faccio una cosa, qualcosa poi esce,
Vediamo. Andiamo in laguna e onestamente non ho grandi dubbi di formazione. Pazzocchi potrebbe aver recuperato un pochino. Neres uno spera di portarselo, spera di poterlo avere magari per un secondo tempo, partite bloccate, sarebbe importante avere Neres. Chissà, quelli lo combo, ma credo di no, però magari te lo porti, non lo so, e questi siamo. Ovviamente Politano sta un po' più avanti, Lukaku così, Raspadori vicino a lui, Spinazzola si fa tutta la fascia, McTominay anche si muove, il doppio play che però è così, Di Lorenzo, Rachmani, buongiornissimo caffè. Come stiamo? Come stato di forma? Meret malissimo. Non li devo far tirare. Allora. Aggressivo. Il Napoli è aggressivo. Zerbin. Bravo Zerbin. Quello sente che McTominay è il suo compagno. Vai Spinazzola. Oh, già ricerca McTominay, si deve inserire nello spazio, Da Zerbin. Bravo Lobo. Raspadori si gira e tira. Bravo Lobo, vai Politano, quel fatto che finti e poi vai pure col destro, esatto, esattamente, Raspa è troppo basso. Oristani ha detto che verrebbe a piedi a Napoli. Bravo Lobo, che bella palla, vai Spina. Mettila bene anche col sinistro, esatto. Tra l'altro sapete che mi dovrò svegliare molto presto al mattino per guardare sta partita. La live riusciamo a farcela. Stiamo giocando molto sulla sinistra. Vai, allarga Politano. Esatto, esattamente. Dov'è Di Lorenzo? Sta facendo il braccetto. Eccolo. Io per questo vi dico che non è proprio un 3, perché Di Lorenzo se si inserisce Politano, provaci col sinistro. Madonna mia, Raspa d'oro. No, ma Politano per festeggiare anche la nazionale, no? Potrebbe scrollarsi di dosso un po' il gol che manca da parecchio tempo? Politano? Potrebbe. Occhio, Meret. Meret non sta in forma, non è colpa mia e non è colpa sua. È proprio un passaggio di uno all'ora. Non è colpa mia, non è colpa sua. Mamma mia, sul suo palo, brutto. Bravo Lukaku, vai, girati, piglia, forte, col sinistro. Vai Billy. C'è Politano, c'è. Cross, Raspadori ancora di testa, ma no. Bravo McLaughlin. Billy Gilmour c'è. L'asse scozzese. Oh, il Napoli gioca bene, dai. Ancora Politano. Stavolta è basso per Lukaku. Ma tu basso lo devi fare per Raspadori e alto lo devi fare per Lukaku. Siamo proprio alle basi. Sono usciti anche i posticipi, Il Napoli gioca di lunedì 7 aprile col Bologna. Bravo Scotti. Spinazzola, Zerbin, che bel duello. Spinazzola. Buongiorno. Di Lorenzo molto bloccato, ma non è colpa sua e non è colpa mia. Bravo Gilmour, vai fino in fondo. Lukaku apre gli spazi, Spinazzola. Ancora Lukaku. Anticipaku. Lucato. Il cross deviato. Brutto fa. A via da palla, però brutto fa. Gran signore Ranieri, Abbiamo visto tifosi. Io vi ho letto, che voi avete detto io comunque non sono sicuro del doppio tocco di Julian Alvarez. Io si vede, per me si vede, ragazzi. Poi voi se non riuscite a vederlo va benissimo, mica me la prendo con voi. Però si vede, io vedo proprio la palla che si muove 2 volte. Però vabbè, a parte questo, c'è chi anche ha contestato l'intervento, dice ma quello Hummels ha preso la palla. Non sono sicuro. Lì vi devo dire non sono sicuro, perché da un'inquadratura non sembra e dall'altra sembra. Resta il fatto di un danno procurato, anche se prendi il pallone che lo fai saltare da terra, e Ranieri è stato un signore. Devo concentrarmi, non è che stiamo vincendo 40-0. Concentrati, Meret. Colpa mia che mi metto a parlare di calcio perché per rendere il video un po' più interessante. No, mi devo concentrare. D'altra parte sono tutti distrutti. Entra Ngonghe, entra Okafor. Che Okafor, che ne sai? Prima o poi deve arrivare il suo momento. Entra Billing che pure sta a pezzi. Entra Olivera.
ma io devo vedere Di Lorenzo più là. Insomma, Ranieri ha fatto un discorso secondo me perfetto, perché lui dice: immaginate quello stesso intervento se fosse accaduto a noi, avremmo chiesto il rigore, vai Okafor, avremmo chiesto l'espulsione. Sì, e allora non c'è niente da dire, non è colpa di nessuno, capita, è normale, tu ti affidi a quello più esperto della tua rosa se ti devi giocare una partita di coppa, non c'è dubbio. E capita, ragazzi, capita. Il pur bravo Hermoso, capita. Il calcio è così, il calcio alle volte è quello di cui Okafor vede l'inserimento di Billing, il che è una cosa che può accadere. Billing vede l'inserimento di Ngong, il che è una cosa che può accadere. Ngong si fa respingere il pallone, il che è una cosa che può accadere. Billing a vuoto, Lukaku, Ngong, Okafor, buttati dentro. Ce l'hai, non c'è nessuno in area. Okafor, bravo Billing, vai Ngong, ce l'hai stavolta, ce l'hai, parata incredibile. Ma Okafor contrato sul pallone, immagino. Voglio immaginare che sia un intervento pulitissimo sul pallone. Okafor, Lukaku, traversa nata volta, ma allora è proprio il giorno della traversa, le giornate della traversa. No, non finirà così. 2-0 per il Napoli, non voglio sapere niente. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Ci sono i rigori, portavano bene i rigori, eh? E allora tiriamo. Neret sta anche in grandissima forma, quindi figurate. Kittier la tira centrale, non mi muovo proprio. Traversa. Calma. Lukaku anche la tira centrale perché sta aspettando dove... Non posso aspettare che lui devo tirarla fuori. Bravo Lukaku! Questo chi è? Oristanio? È Oristanio perché è un bravo giocatore, quindi la allarga verso... Mi ha fregato. Billing, Gesù. Billing è troppo forte. Bravo. Bravo. Chi è? Duncan? No, Kandé. Chi cacchio sì. Bravo Meret! Con grande calma. McTominay cerca l'angolino a incrociare da vero scozzese quale lui è. Mo c'è da parare questa. Nicolussi caviglia. La caviglia Arola Misis ha fatto più gol di Corp Miners e Douglas tutti insieme, quindi tocca a Okafor. E allora Okafor che fa? La piazza? Cerca di piazzarla di giustezza? Un ragazzo che la piazza! E allora se Okafor è tacenda. Da New York, Valerio Fluido e tutto, guarda come si è giù. Poi dipenderà da quello che fa Inter e Atalanta. Maron!